Bene, 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 bene. Eccoci qua. Puntualissimi come sempre. Ecco una nuova live con il sottoscritto. Vediamo quanti di voi quest'oggi ci sono a seguirmi. Preparate sempre carta e penna, così potete scrivere il numero di telefono per quanto riguarda questa live. Andiamo a salutare sempre tutti quelli che ci seguono da YouTube, da Facebook e da TikTok. Allora, questa è una live sempre solo con telefonate in diretta, senza commenti, non accettiamo i commenti, non accettiamo donazioni, non accettiamo regali assolutamente. È una live solo per coloro che credono nella vera lettura delle carte. È una live per coloro che credono nei poteri della vera magia, della vera sensitività. Allora, prendete carta e penna perché tra poco dirò il numero di telefono per la live, così potete tranquillamente utilizzarlo per questa diretta live. Ci siamo? Allora, prendete carta e penna. Il numero per questa live per parlare con me è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Potete farmi più di una domanda, quindi la nostra non è una semplice consulenza di botta e risposta sì oppure no. È un consulto di dialogo, soprattutto di cartomanzia, e dare una risposta alla domanda che voi andate a fare. Allora, ripeto il numero di telefono per parlare con me, in questo momento è 345 630 81 72. Ma se non avete fatto in tempo a segnarvelo, a parte che io tra poco lo dirò ancora, però potete andare sul mio link di TikTok, meglio dire sul profilo, lì trovate il link del mio forum dove potete ottenere il numero di telefono. Ok? Allora, vediamo quanti di voi. Ecco qua la prima. Pronto? Pronto, buonasera maestro, Buonasera. sono Deborah. Buonasera Deborah. Buonasera, ascolti, io vorrei solo farle una domanda e vorrei sapere solo per il ritorno di una persona che si è allontanata da 2 mesi, che è in silenzio stampa, ok? Da dove chiami tu? Io chiamo dalla Sardegna, non mi ha dato né una motivazione e né niente, andava tutto per il meglio ed è sparito, ok? Vediamo subito, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 50 anni e sono del segno del Toro. Lui invece? 60 ed è del segno del Cancro. Non incrociare né gambe né braccia, fermami da questo momento in poi, quando vuoi. Ok. Stop. Ok.
Quanto tempo siete stati insieme? 2 anni. Ascolti, io sapevo che lui aveva una causa molto molto grave, non posso stare a parlare qui, molto molto seria e importante, quindi non saprei dirle, al telefono non posso qui dirlo, Allora, ok? ascoltami bene, io ti dico Sì, ciò che le carte mi danno come risposta. ok, Quest'uomo te l'hanno allontanato, tanto per cominciare, sì, è vero. perché io qua vedo la presenza di un'altra persona, sta qui, che ha contribuito in tutto. Lui praticamente è una persona, diciamo, plagiata mentalmente. Sì, Con te ci stava bene perché c'era molto dialogo, c'era molto, diciamo, unione tra di voi, sì, e vedo che c'era felicità. Però a qualcuna questo modo vostro, diciamo così, molto probabilmente non andava di buon gusto. ascolti, riguarda la famiglia, per caso potrei farle questa domanda? È qualcuna di famiglia, della sua famiglia? Perché lui mi aveva detto solo una cosa, che il nostro amore era impossibile. Allora, lui ha cercato di dirti le cose come stavano. No, stava zitto, si bloccava Ecco, e vedevo sempre che aveva le lacrime agli occhi, non ma riusciva mai a parlare. perciò ti ho detto, questa persona Mm-mm. è stata allontanata da te. Sì, ascolti, vorrei dire che la dovrò contattare in privato. Se vuole, se ha fiducia in me, mi chiami in privato e vediamo come salvare quest'unione. Credo proprio di sì che la dovrò Se ha chiamare. fiducia in me, se no puoi chiamare a chiunque, non ci sono problemi. No, ascolti, a che ora la posso chiamare? Così Dopo la live, verso le ore 17:15, puoi chiamarmi, va bene? va bene, Arrivederci. grazie, arrivederci. Salutiamo l'amica Elena Signea, dice: buonasera dottore, una domanda da fare, se mi arriva la cittadinanza a presto. Mi scrive su YouTube: carissima amica Elena, devi chiamare in diretta live come tutti, non leggo i commenti, non perdo tempo a leggere e a scrivere pure. Allora, se hai questa domanda da farmi, trovi il numero di telefono nello scrollo, chiamami in diretta e ti farò la consulenza. Salutiamo Francesco Magro che dice: ciao maestro, un saluto da Catanzaro. Ciao Francesco lì su YouTube, un abbraccio forte. Allora, linee libere 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72, per le persone che credono in me. Tutti gli altri che hanno tempo da perdere, col dito sul monitor, andate oltre. A quest'ora trovate tanti personaggi con le carte in mano in cambio di follower e di piccoli centesimi di donazione, vi dicono tante cose belle. Salutiamo Massimo, buonasera Massimo, buonasera anche a te, un abbraccio forte. Allora, il mio pubblico su YouTube che mi scrive con i saluti. Salutiamo invece le tante persone che mettono i cuoricini, sono importanti i cuoricini, forza. Pronto? Sì, salve. Salve. Buonasera. Buonasera. Stavo vedendo la sua diretta e niente, mi sono convinta a chiamarla. Mi ha ispirato molto fiducia. E mi fa piacere. Da dove chiami tu? Dalla Sicilia. Cosa posso fare per te? Allora, io volevo sapere una cosa, per quanto riguarda una persona che stavo vedendo e adesso è scomparsa proprio, senza un motivo. I soldi collezionisti di donne.
Ma per la situazione che si era creata, mi aveva chiesto, anzi da parte mia, massimissima sincerità. Sì. Di essere, perché di non giocare con i suoi sentimenti, quindi una serata fantastica, veramente, posso dire questo. Nessuna virgola fuori posto, anzi tutto perfetto, anche lui. Quindi mi dica. Ma ti voglio dire una cosa, no? Non sarà il tuo caso, attenzione. Ma te sai quante donne che fanno dei corsi di Don Giovanni? Dei corsi per abbordare le donne? Ma sai quante ce ne sono in giro? Allora. No, non sarà il tuo caso, dico. Sì, andremo a verificare adesso, era giusto per parlare. Io sono un uomo, non dovrei parlare in questo modo, ma ahimè sono dalla parte del giusto. Dimmi. Ok. Allora io mi sputtano un pochino in live dicendo, tutti i cavoli miei, tutte le mie cose. Allora, questa persona è una persona che io aborta la moglie 6 anni fa, ha avuto delle storie un po' travagliate, mi aveva raccontato l'ultima in particolare, ed era per questo che mi aveva chiesto massima sincerità e massima trasparenza, sì. La quale io ho detto: guarda, metto a posto tutte le mie cose e ti do un massimo rispetto. Mi ha dato lo stesso giorno un suo bracciale, perché mi piaceva tantissimo, un bracciale che ce l'ho ancora io, e mi ha detto: questo me l'ha regalato mia mamma, occhio, non lo perdere, perché si staccava sempre. Infatti io l'ho sistemato col gancino, infatti l'indomani gli ho fatto anche la foto, ecco perché si staccava, perché insomma è tutto a posto. Poi vabbè, io ho avuto un attacco un pochettino di gelosia, gli ho chiesto poi anche scusa e dopodiché non l'ho più sentito, cioè infatti dico è quello probabilmente gli hai dato fastidio, si sentiva incatenato col catenino ai piedi. Vediamo, dai. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora io ne ho 47 e sono del segno dei pesci. Lui? Allora, lui ne deve fare 50. Segno? No, non lo so, il 18 giugno. Vediamo. La verità, Sicuramente. No, il pesciolina, perché... La pesciolina non è che c'ha un carattere bello, però, No, infatti quando ci siamo stati a cena mi ha detto: non se ne creano tanti coglioni. Incrociare le gambe e le braccia e fermami da questo momento quando... Ok, andiamo a verificare. La prima carta che mi esce è la rottura, mamma mia, la prima. Ecco qua, vediamo subito. Allora, ti faccio capire, siccome stiamo parlando di un libertino, una persona ama la libertà, ama muoversi con la massima trasparenza, si è allontanato dalla tua troppa malafede. Non lo dico io, lo dicono le carte, guarda qua. Puoi leggere tranquillamente la carta della malafede. Allora, io non la vedo, però sì, è vero, io non la vedo anche perché... È la carta della lontananza, quindi la tua... che mettevo tutto giusto, tutto a posto. La tua volubilità, la tua malafede, la tua mancanza di fiducia ha rovinato tutto. Questa è la pura verità. E quindi non ti fa più sentire, vero? Stando, io lo dico sempre, voglio che io quando parlo mi capite, stando alla normalità della natura,
non si farà più sentire. Se andiamo contro natura, andiamo a imporre questa persona a chiamarti, a volerti, a desiderarti, e allora è diverso. No, vabbè, imporre no, manco per il bracciale, cioè. Vabbè. Per me non si farà sentire più. Anche per me. Mi dispiace, purtroppo devo dire le cose come stanno, non posso dire diversamente. No, infatti. Ok. Va bene? Grazie mille. Ciao bella, ciao, grazie. Allora amici, tap qui sulla mia fronte sul monitor, per aumentare i mi piaci. Voglio vedere tanti cuoricini. Pronto? Salve, io mi chiamo Agata. Agata, da dove chiami? Da Catania. Da Catania, dimmi. Allora, io avrei una domanda forse un po' strana, però non so, intanto la dico, ecco. Allora, in pratica c'è questo ragazzo che tipo mi ha bloccato le storie su Instagram, però ha messo tipo una storia strana, romantica. Vorrei sapere se fosse per me. Allora, non ho capito se può essere più chiara perché poco si sente. Avvicino un po' più al telefono, grazie, dimmi. Praticamente questo ragazzo ha messo una storia su Instagram e io vorrei sapere se fosse per me o no. Ah, ecco, se è indirizzata a te. Sì. Vediamo. Gentilmente, se mi dici quanti anni hai, che segno sei? Ho 18 anni e sono Scorpione e lui ne ha 21 ed è Pesci. Ed è Pesci. Allora, non incrociare né gambe né braccia, da questo momento fermami quando vuoi. Stop. Ok. Sì, mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. Perché la cosa strana è che lui, tipo io, questa storia che l'ho vista perché me l'hanno mandato delle mie amiche, perché lui in realtà mi ha bloccato le storie, però non capisco perché se non è per me. Gioia mia, purtroppo è da un periodo di tempo che le menti umane stanno saltando. Quindi non si riesce a capirle, quindi è umanamente impossibile capire le menti umane. Però è indirizzata a te. Ok, grazie. Ma secondo lei io dovrei scrivergli o aspettare che faccia lui, insomma? Più sarai possessiva, più lo perderai definitivamente. L'amore è libertà, non è possessività. Ringrazio, allora. Buona serata. A lei. Allora, per le persone che non mi conoscono, sono il Santone di Avella, maestro Cleo, operatore e ricercatore delle scienze esoteriche dal 1979, ormai più di 40 anni, personaggio pubblico di Rai, Mediaset, Sky. Quindi il mio cammino esoterico è pubblico su YouTube al canale Il Santone di Avella. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Potrei farle una domandina? Prego. Allora, vorrei sapere se avrò un incontro importante in amore. Se incontrerai la persona giusta? Bravo, sì. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Bilancio 52. Da dove stai chiamando? Da Viterbo. Non incrociare né braccia né gambe. No.
e fermami da questo momento quanto vuoi. Stop. Ok? Allora, la persona importante della tua vita la incontrerai, ma la incontrerai presso poco nel mese di luglio. Ho capito. Quella ideale sarebbe quella per un cammino futuristico. È una bella persona, diciamo. Ma gioia mia, il discorso sai qual è? Se ti piace, vabbè, se non ti piace, passi appresso. Certo, certo. Oggi purtroppo bisogna, di un uomo bisogna guardare tante di quelle sfumature, È vero. tante di quelle sfumature. Il bello non ha portato mai pane a nessuno. È vero. Ok? Ok, quindi lei dice nel mese di luglio. Sì, garantito. Grazie, arrivederci, buona serata. Arrivederci. Linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare con il sottoscritto. Pronto? Buonasera a lei, prego. Volevo fare una domanda. Ti avvicino un po' di più al telefonino perché non ti sento bene. Io avevo le cuffiette. Buonasera, le volevo fare una domanda. La seguo sempre ogni pomeriggio. Grazie. Niente, vorrei sapere se in futuro troverò la persona giusta per me, una persona stabile. Da dove stai chiamando tu? Da Giuliano, Napoli. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 33 anni, Acquario. Allora, da questo momento fermami quando vuoi, non incrociare né gambe né braccia. Ok. Salutiamo l'amico Harry Marcus Pianobar. Ciao Harry, buona giornata anche a te lì su Facebook. Io ne metto sempre i tap tap. I tap tap, quello è importante, è importante. Il linguaggio di TikTok, tap tap. Sì, tap tap. Gioia mia, allora, la prima cosa devi modificare un po' il tuo buonsenso, il tuo carattere, perché ti ha portato a tante delusioni il tuo carattere. Per essere troppo buona, per essere troppo disponibile, per darti a 360 gradi, hai ricevuto tante cattiverie, tante delusioni. Eppure non sei da buttare via, sei una bella donna, ma hai subito tante cattiverie. Io ti dico che incontrerai la persona giusta metà giugno, suppongo. Metà giugno potrebbe essere il periodo positivo per un buon incontro. E vedo la sicurezza stavolta, vedo la persona ideale che sarà quella giusta.
Sì. E oggi purtroppo a essere troppo sincere non va bene, forse No, troppo. allora, Dicevo, oggi sai che cos'è, gioia mia? Io purtroppo sai che cos'è? Che io non amo indossare maschera sì, e non amo fare come me. non amo fare il ruffiano. Oggi purtroppo, detto napolitanamente, vanno andando in zoccolo. Sì, 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 sì. Tu a zoccola la sai fa? No. E loro non vai mai andando. Ma quella è nell'indole, è nell'indole, fa parte della dignità di una donna. Ma dove stai chiudendo? Non è da me. Hai ragione, ma mi sai dire, tu sei una donna e penso che ne sai più di me, ma mi sai dire oggi la dignità dove sta più? No, infatti. La dignità è un pregio per pochissimi, la dignità è un pregio per pochissime persone. Sì. Quindi Ma è proprio, io parlo di me che io sto in mezzo a sempre in mezzo a persone e sì, io vabbè. cerco di evitare di stare in mezzo alla gente, cerco di Ma- evitare di parlare con le persone perché non è più di mio gusto. Maestro, infatti io questo ho fatto, cioè, mi sono ritirata in me stessa perché non mi fido di nessuno, perché io comunque già vengo da una separazione che proprio è stata proprio dolorosa e quindi non mi fido proprio di nessuno, però io spero che questa persona che arriverà avrà intenzione, diciamo, serie. No, parliamo di una persona speciale del tuo futuro, quindi quando arriva questa persona tu mi chiami e noi controlleremo effettivamente se è quella giusta. Maestro, le posso fare una domanda sul lavoro, lavorativamente, Sì, se è possibile? come no? Vabbè, io lavoro da tanti anni in un negozio, però vorrei migliorarmi a livello lavorativamente. Può vedere se per me ci sarà un qualcosa in futuro Vediamo, buono. vediamo. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Diciamo che mi sono un po' scocciata del mio lavoro, faccio da tanti anni, vorrei migliorarmi proprio, sentirmi proprio diversamente come persona. Dobbiamo buttare via la persona di prima. No, mi esce il successo e le stelle, però questo è un qualcosa di... Ce la farai, garantito, ma il nuovo anno, attenzione. Grazie. Nuovo anno. Per me vede un lavoro diverso da quello che ho. Tutto diverso. Allora, il nuovo anno per te inizierà un anno diverso su tutti i fronti. Grazie mille, maestro. Io poi le darò riscontro. Come no? Come no? Già una cosa lei mi ha dato riscontro. E poi la chiamerò. Va bene, ok, va bene. Grazie. Ciao, stammi bene. Grazie. Allora, linee libere 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo qui presente. Salutiamo tutte le persone sofferenti, tutte le persone con seri problemi. Pronto, buonasera? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Mi deve abbassare il volume del telefonino oppure usi la... Arrivo. Oppure puoi usare la cuffietta, Okay. è meglio. Perfetto. Da dove mi stai chiamando? Allora, io chiamo da Milano. Però sono origine napoletana. E mi fa veramente sono molto onorata. L'onore è mio, si figuri. Veramente. L'onore Perché è tutto lei mio. è molto saggia. Grazie, signora. Ti avvicino un po' al telefonino perché non ti sento bene? Sì. Mi sente, maestro? Adesso forte e chiaro. Dimmi. Ok, perfetto, perché avevo tolto il viva voce. Ecco. Ok. Allora, cosa vuole sapere? Cioè, la data, vuole sapere la mia data? mi devi dare la tua età e il segno zodiacale.
Allora, io sono nata nel 1959, sono del segno del Toro, ascendente Gemelli. Perfetto. Qual è la domanda che fai? Allora, la mia domanda è, in amore purtroppo ho sentito prima, no? Con L'epidemia- l'altra telefonata che stavo facendo prima, purtroppo non siamo capaci a fare Le zoccole. Sinceramente ho sorriso, anche se ho il cuore a pezzi, veramente, sorrido. Vabbè, Mi sembra purtroppo. però purtroppo Assolutamente. lo so, ma questa, allora, con l'arrivo dei social, l'epoca è cambiata, capito? Tu pensi che prima un uomo, parliamo di un uomo, va? Per trovarsi un amante o un'amica ci volevano anni, perché la dovevi prima avvistare, poi vedere dove abitava, poi dovevi vedere come fare per parlarci. Ma adesso basta un click, pli pli. Ma quanto mi mancano questi momenti. Bello. Belli sì, quelli sono cose veramente belle, la nostra, c'è proprio l'uomo che ti corteggiava, che desiderava la donna, no? Quando la donna la desiderava, no? Adesso oramai è così. Adesso basta trovare la chat giusta. Bravissimo, maestro. Prego. Bravissimo, ha detto beh, maestro, io ho la mentalità antica, io ho i miei valori e rimango sempre così. Ma qua il discorso che sono due epoche diverse, ben diverse, capito? Oggi io parlo di me, attenzione, io non è che sono stato un santo, attenzione, no, viva la sincerità, però oggi io parlo di me, se dovrei trovarmi un'amica, tanto per dirne una, ma nemmeno se mi pagano a peso d'oro, sai perché? Perché ammesso di quello che io vedo e sento dire, no? Ammesso e non concesso. Questa prima di me ha avuto altre persone, è un pazzo, è uno di questi, un pazzo di questa ammazza sta persona. Io devo essere indagato per che cosa? veramente. Per avermi trovato un'amica. Per aver trovato un'amica, no, assolutamente, no, vabbè, io in amore sono stata abbastanza sfortunata. Vediamo, dai. Allora, io, se mi permette, maestro, volevo dire una cosa. Io 2 anni fa, mi sono iscritta su TikTok, ma proprio perché TikTok mi ha salvata moltissimo, perché ero uscita da una situazione di una storia con un narcisista manipolatore che mi ha devastato, ma completamente, ma non il cuore, l'anima. E mi ha veramente fatto stare male. Al che pian pianino, tu dici TikTok, però ecco, io ho socializzato tantissimo, mi ha fatto bene comunque, perché ho trovato tanti amici, non avevo intenzione di incontrare nessuno, amiche, amici, e quindi la mia idea era questa. Al che mi sono trovata a conoscere il mio moderatore di TikTok. Sì. Così, proprio in quel momento ci siamo raccontate le nostre cose. Lui è napoletano, io sono scesa a Napoli quest'estate, 1 anno in chat. Mm-hmm. Una persona bravissima, devo dire la verità, molto rispettosa, non era mai successo nella mia vita, perché gli uomini sono sempre lì, no? A chiederti, io sono sincera, mai scorretto. Siamo scesi a Napoli, sono stata 3 mesi a Napoli quest'estate. Mm-hmm. Abbiamo girato tutto Napoli, lui ha lasciato, io poi dovevo venire a Milano e lui è partito appresso a me. Io ho detto, ma sei sicura? Sì, sono sicura. Quindi anche questa è una grande dimostrazione. Lasciare Napoli non è facile, lasciare Napoli è una cosa bella.
quindi dal mese di settembre, proprio con una convivenza 24 su 24, perché io non lavoro, lui non lavora, però economicamente diciamo che comunque i soldi entrano. Ecco, con la cassa integrazione, con la insomma, stavamo bene, insomma. Niente, maestro, dopo un anno, questa domenica, sì, lo vedevo un attimino un po' freddo, però mi sono preoccupato, ho detto magari la lontananza, Napoli, la famiglia, sai com'è, no? Come può succedere? Come no? Ma è un litigio, maestro, ma è un litigio, eravamo veramente complici in tutto. E per me è stata una bellissima cosa, cioè io non ci credevo, veramente, io non ci credevo proprio una storia così, no? Domenica lui ha avuto una crisi e mi fa: devo scendere a Napoli perché sono confuso, non riesco più a capire il nostro rapporto, mi sono raffreddato anche un po' nei tuoi confronti e voglio capire. Maestro, non le dico, il piano che mi sono fatto, perché poi è normale, 24 su 24, la storia bella che stavo vivendo con lui, quindi mi è caduto, ma non perché lui era una brutta persona, oppure io ci Maronna, ma come comunque lui è partito, a parte che siamo stati in viaggio, tutto il viaggio, Milano-Napoli, perché poi era pure la prima volta che viaggiamo, quindi era tutta una prima volta. E lui è sceso a Napoli, adesso sta a Napoli, mi sta chiamando. Poi ho avuto anche un bellissimo rapporto con le sorelle, che mi vogliono strabene, le sorelle, no? Mhm. Ecco. E quindi adesso ci sentiamo. Io vorrei capire, sto ragazzo, ma che le è successo? Vediamo subito. Che segno è lui? E lui è Capricorno, Anni? è del 8-2 dell'82. C'è Vediamo, anche la differenza. vediamo subito. Allora, non incrociare le Sì. gambe né braccia, fermami, sì. fermami quando vuoi. Ok. Otto, basta così. Ok. Ok, vabbè. E andiamo a vedere. Io mi sono allungata un attimino perché volevo un attimino raccontare bene. Perché... Ma si figuri, no? Noi vediamo quello che le carte dicono, perché io non amo aggiungere niente. Io certo. amo dire le cose come stanno perché ci tengo alla professionalità. Allora. Le carte mi dicono che è una persona che non si sente realizzata sia economicamente, lavorativamente. Ok. Quindi questo è il primis del suo ripensamento, del suo non che non ci tiene a te, che non ti vuole bene. È come se lui si sentisse rimpiccolito nei tuoi confronti. È sincero, è stato molto sincero, la sua partenza è dovuta alla sincerità, qua stanno le carte che lo dicono, non lo dico io ma le carte, quindi lui vuole, vedrai che te lo dirà sicuramente, vuole prima realizzarsi come cristiano, come uomo, per avere un'assoluta dipendenza da solo. Capito? Ma qua sì, maestro, ma lui stava bene qua, cioè no, c'erano le possibilità. Non è questo. Lui vuole sentirsi realizzato con l'aiuto di nessuno. È una persona che ha un carattere un pochettino particolare, dove molto. Vuole sentirsi padrone della propria vita. Questa è la risposta. Maestro, mi perdoni, quindi lui a Milano ritorna?
io dico che lui a Milano difficilmente torna per il momento, perché Sì. lui vuole realizzarsi, sentirsi realizzato per poterti offrire qualcosa a lui e a te. Ok? Va bene, quindi continueremo a fare fidanzati da lontano? Sì, signora. Comunque, Sì. comunque io ringrazio. Di niente. Lei è veramente una bellissima persona, complimenti. Grazie. E anche questo metodo di parlare al telefono dà l'abilità alle persone anche di esprimersi, no? Gioia mia, ma Perché... io voglio, scusate se rispezzo parola, il mio obiettivo, sai qual è? Non è di stare qui per le donazioni, per leggere i commenti, per prendere i follower. No, io sto qui per dire, miei cari amici, il Sandone di Avella esiste ancora. È bellissima questa cosa. Ecco. Quindi o rispondo a una telefonata o a 10 telefonate, per me non fa differenza. Certo, e con le persone di cui in quel momento è l'anima di questa persona. Brava. Che si sta offrendo a lei. Brava. E quindi in questo momento io avevo veramente bisogno. Brava. E vedo che lei è una persona veramente squisita. Grazie. Ad ascoltare, perché poi non è facile, si annoiano. Diceva Massimo Troisi, la buonanima ti può insegnare gli uomini e gli uomini. È vero. Senta maestro, mi scusi la mia invadenza. Sì. Mi scuso della mia invadenza. Io sono in una situazione lavorativa, no? Che non mi hanno licenziata, però sono di malattia e c'è un attimino una situazione un po' particolare. Sì. Di cui c'è l'avvocato in mezzo, insomma. Ecco, in questa situazione lavorativa, perché non si capisce ancora, si risolve? Perché io sto andando anch'io al manicomio. Allora, io le carte non le sto utilizzando, ma bensì sto a leggere attraverso la tua voce, perché sono un veggente. Grazie. Perché sono un veggente. Il caos che sta intorno a te è dovuto soprattutto all'ambiente di lavoro, cattiveria, invidia, gelosia e tutto quanto, che ha fatto scaturire in te tutto questo baraomba. Sì. Che cercano in tutti i modi di non farti entrare in possesso del lavoro. Però io ti dico che poi alla fine la spunterai te, perché comunque farai rispettare i tuoi diritti. Certo. Quindi ce la farai. Soprattutto i miei diritti lavorativi. Sì. Sono quasi 40 anni che lavoro, cioè. Sì. Voglio dire, non è che sono la mantenuta di nessuno. Quindi, maestro, io la saluto, do spazio a ancora altre persone. Ciao, buona serata. Veramente gli do un abbraccio di luce. Grazie. Ciao. Arrivederci. E ringraziamo la città di Milano. Le linee ritornano libere. 345 630 81 72. Ringraziamo a tutti gli amici dei cuoricini, il tap tap come si usa dire. Pronto? Sì, buonasera maestro. Buonasera. Sono Laura. Laura, da dove chiami? Da Torino. Prego, cosa posso fare per te, Laura? Allora, io avrei 2 domande. Mm-hmm. La prima riguarda me verso la mia evoluzione spirituale. Io sono Laura del 26/7/82. Mm-hmm. Segno? Leone. Quando dici evoluzione spirituale, cosa ti riferisci? Mi riferisco se nella mia vita sto facendo il giusto percorso. Cioè, sto seguendo il percorso giusto per la quale sono ritornata qui. Non so se mi capisce. Un percorso spirituale praticamente. Sì.
fatto di saggezza soprattutto, Sì, purché sei libera da ogni... dovrebbe. Allora, Questo volevo capire. ti Volevo faccio, capire che ti cos'è faccio che mi... sicuramente, allora ti faccio capire. Seguire un percorso spirituale nella vita è molto importante, perché vuol dire stare bene con se stessi e stare bene con gli altri, giusto? Sì, sì, Ma sempre che questo percorso l'ho scelto io e non mi sono fatto plagiare da nessuno, però. certo. Perché esiste il plagio spirituale, quello Sì, che io, sì. quello che io odio di più. Capisci? Sì, no, è una cosa proprio che è nata in È me. nato in te, perfetto. Andiamo a verificare. Allora, la tua età hai detto? 39 E sei del segno del leone. del leone. Non incrociare né gambe né braccia e da questo momento fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, voglio ricordare a tutti voi che oltre che ricevo anche da vicino, in provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutta Europa per le persone che vogliono incontrarmi da vicino. Inoltre si fissano appuntamenti per consulti in privato senza limiti di tempo. Quindi chiamate, vi dico i costi, vi dico tutto. Mi occupo di legamenti e ritorni d'amore per le persone che vogliono far tornare i propri innamorati. Allora, vediamo un po' cosa dicono le carte. Sì. Le carte mi danno positività. Quindi il percorso che tu stai percorrendo Sì, è un ottimo percorso. ok. È un qualcosa che ti fa stare bene Sì, ed dopo tante sofferenze finalmente hai raggiunto la tua pace. ok. Ma tiene anche corsi? Prego? Dico, tiene anche corsi? Questo non te lo so dire, Gioia, però No. Lei, maestro, tiene dei corsi? sì. Ah, perché io sono all'Accademico delle Arti Magiche di Torino. Bello, E bello. mi farebbe anche piacere, sì. Come no, come no. Eh, No, io mi so- occupo da 40 anni del mondo della spiritualità, del mondo delle scienze esoteriche, quindi sono un ricercatore. Ok. Quindi, Quindi la contatto in privato. come no, figurati, non ci sono problemi, va bene? Sì, un'altra domanda per quanto riguarda la mia relazione. Sì. Lui il Capricorno, Mhm. io Laura Leone. Leone e Capricorno, Due titani. ci sta proprio, mamma mia, perché il Leone è un molto organizzata, molto, userei un po' la parola freddezza, un po' più fredda, va? Vabbè, comunque andiamo a controllare. La domanda è: questo rapporto se avrà continuità? Sì, Fermami quando vuoi. ok. Stop. Ok. Allora, mettete tutti il seguo, così rimarrete aggiornati con il mio profilo ed sarete aggiornati anche sulle nuove mie live. Vi arriverà la notifica. Grazie a tutti. Senti, allora, sì,
il rapporto io non è che lo vedo al 100%, attenzione, Sì. anche perché c'è una... non so se questo già è successo, perché qua le carte mi danno una nuova conoscenza, Sì. e quindi tutto questo sta un pochettino facendo decidere la Da parte sua? sì, la buon volontà e il buon senso. Però il rapporto, sinceramente, io non lo vedo duraturo. Ho capito. Lo vedo un po' in bilico. Ok? Va bene, maestro, la contatto poi in privato. Va bene, buona serata. Una buona serata, grazie. Allora, avete capito la differenza tra questa live e tutte le altre live che vedete personaggi con le carte in mano? Avete capito qual è la differenza, dico? Quelle lì che vedete con le carte in mano, quelli sono live per ragazzine, quelli lì che devono giocare con le bamboline e così via. Ma questa è una live per persone di un certo calibro. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, maestro. Prego. Mi chiamo Anna Rita. Anna Rita, da dove chiami? Chiamo da Napoli. Da Napoli. Allora, la mia è una situazione un po' particolare. Che è Nel successo? senso, io vengo da un divorzio Sì. e dopo un anno incontro una Mhm. persona però che solo pochi giorni fa ho saputo che già è sposata. Bravo, bravo. E quindi volevo sapere un po'. Si dice a Napoli, di si fatta fa. Hai capito? Con tutte le scarpe. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io ho 33 anni, Sì. sono del Sagittario. E lui invece? Lui 36 dello Scorpione. Vediamo, non incrociare né gambe né braccia, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Poi dicono che una chiama la moglie e dice guarda da marito. Hai capito? Infatti. Oh, fatto non va buono. Ma dico io poi, cioè, fate stare tranquilli gli altri. No, ma stiamo in un mondo che non si capisce più niente, gioia mia. Allora, io sono più Sì. per chi dice sei una bella donna, Sì. vogliamo andarci a mangiare una pizza, ma al di là di ogni cosa, se stiamo bene ogni tanto ci vediamo e ci facciamo la spassata, ma che ti vado... Se fosse una donna. Ah, bravo, ma che ti vado a ingannare, io non la vedo giusto, perché No. stiamo nell'epoca 2022, quindi voglio dire, parlare chiaro non Hai danneggia. fatto degli amici? Ma che poi al di là delle cose è più bello avere un'amicizia pura che ingannare per portarti a letto. Infatti. Allora, vediamo cosa dicono le carte. Però devo dirvi la verità. Sì. È stata una persona molto... Cioè, se io non avrei scoperto, mai avrei pensato, nel senso perché lui comunque presente... Ma qui ci stanno uomini che sono sposati con due mogli. Sì. E non fanno accorgere una e una. Figurati. Ma la cosa bella che a me mi fanno ridere, sai qual è? Che tenono una fedente pazienza che Dio sapeva, ma non lo vedi. Tutta sta pazienza non è nata adesso. Mamma mia. Allora, questa persona ti dico che tu gli piaci,
contesta bene, però ci tiene pure alla famiglia. Sì. Quindi mai e poi mai lascerebbe la moglie con la famiglia, mai e poi mai. Però non ne può fare a meno di te. Ho capito. Quindi valuti tu Certo, sicuramente. se ti va di spastarti ancora oppure mandarla a quel paese. Anche no. Anche no. Ok? L'ho dato con mio marito, quindi Bravo. no. Quindi no. Ok? Va bene, gentilissimo. Ti abbraccio, buona serata. Abbraccio. Ultima telefonata, vediamo chi la fa. Signori, ultima telefonata per parlare col maestro Cleo, qui presente. Poi, dopodiché, chiamate in private per appuntamenti, per chi vuole incontrarmi da vicino, per chi vuole spiegazioni in merito. Pronto? Pronto? Buonasera. Agganciato. Pronto? Salve maestro, buonasera. Buonasera. Maestro, io chiamo da Napoli, Sì, ho 36 anni, sono tessitore della bilancia. sì. Cosa? Maestro, la verità volevo sapere a maggio la causa come andrà, se è Oh, possibile. sicuramente. Allora, non incrociare né gambe né braccia, fermami quando vuoi. Va bene, va bene. Ok. Tu, Sì. Mi è stato già rimandato questa causa. no. Allora, stammi a sentire. Va bene. Ci sarà la possibilità che probabilmente sarà rimandata perché mi esce, però quando si farà, e mi auguro che si farà a maggio, andrà bene perché mi esce la carta della notizia di piacevole. Vabbè, ma maestro, ma pure volevo sapere pure se è uscita, no? Se sarà rimandata, ma sarà rimandata a breve o diciamo ci vorrà tempo? Questo è quello Non faccio l'avvocato. Se verrà rimandato come le carte mi stanno a dire, è un fatto burocratico, un fatto di legge quando verrà messo poi la prossima udienza. Questo non te lo so dire. No, perché le spiego, maestro, perché lei è una persona abbastanza, diciamo, seria nel suo lavoro, è una persona abbastanza corretta. Allora, in poche parole, l'avvocato mi diceva a me, lo diceva che questa, diciamo, era una udienza e una causa, diciamo, Sì. che se si farà. Sì. Dopo, diciamo, lei la deve discutere perché io dovrei passare le visite, stiamo parlando, diciamo... Sì, ho capito bene. Vabbè, io ti ho detto rimandare, poi non so il seguito come sarà a livello legale perché non ne capisco. Però anche se sarà rimandata, e poi è una cosa che certamente si farà diversamente, non so la procedura, però si farà e andrà ottimamente bene, te l'ho detto già. Vabbè, allora maestro, diciamo c'è la riuscita, invece sì, c'è il trionfo, come mi sta dicendo, garantito. Va bene, maestro, poi la chiamerò e la farò sapere. Mai. Buona serata, buona serata. Grazie, buonasera, maestro, buonasera. Ed era l'ultima telefonata, stop con le telefonate e andiamo a salutare in ordine. Stop alle chiamate, domani alla stessa ora, ore 16 domani. Quindi andiamo a salutare il mondo di YouTube. Ciao a tutti e a risentirci domani e usciamo da YouTube.